Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Questo è un video che mi premeva veramente tanto fare perché dovevo necessariamente rispondere ad alcuni commenti che ho ricevuto sotto al video del pronostico della classifica della Serie A 2019-2020. Questo video, oltre a dare delle risposte a delle persone che hanno fatto dei commenti sotto a quel video, sarà anche la conseguenza di un altro video, un video che però vedrete successivamente, non so nemmeno quando, dove ci tengo a dire la mia su un argomento perché è necessario. Questo video è veramente necessario perché mi sento proprio quasi in dovere di farlo. Comunque io direi di non indugiare e di andare subito a rispondere ai commenti di queste persone che hanno commentato, ripeto, sotto al video del pronostico della classifica della Serie A. E sapete, a me piace sempre rispondere a quelli che mi criticano, perché la maggior parte delle volte, non perché io voglia mettermi al di sopra degli altri, però la maggior parte delle volte che vengo criticato è quando dico un qualcosa che agli altri non sta bene, ok? E quindi io ci tengo a rispondere. Partiamo subito con il primo commento. Ovviamente io non dirò né come si chiamano gli utenti che mi hanno commentato, cioè non dirò come si chiamano gli utenti che mi hanno commentato, per il semplice fatto che nemmeno io voglio dare troppo spago, tranne a uno citerò il nome, perché comunque questo video è stato fatto anche per rispondere un po' a lui. Allora, cominciamo subito. Questo utente mi dice: cerca di fare un video da non tifoso. Io non capisco perché, semplicemente, se dico che tifo Cagliari, ma cioè, per chi mi conosce lo sa ovviamente, non capisco perché semplicemente se metto il Cagliari al sesto posto, quindi in zona Europa League, preliminari di Europa League, quindi nemmeno Europa League diretta, preliminari, e dico che sono anche un tifoso del Cagliari, la cosa sia collegata. Cioè, forse sto stupido io, forse sarà talmente banale che non ci arrivo, però io non riesco a vedere un collegamento tra essere un tifoso del Cagliari e mettere il Cagliari al sesto posto. Però vabbè, diciamo che come critica non la capisco, però ci potrebbe anche stare. Passiamo al commento successivo, che mi dice: sì, ma il Milan all'ottavo posto come fai a metterlo, dai? Io giustamente gli rispondo con la tastiera, poi ovviamente spiegherò anche questo. Raga, cioè io a certi commenti gli posso rispondere solo così, perché a me mi è spontaneo, cioè l'ho anche detto nel video, però vabbè, la gente non gli va ad ascoltare e quindi ecco quello che succede. Passiamo poi ai commenti che si trovano sotto a questo commento, se non mi sbaglio, dove c'è un tizio che mi scrive: Piontek, Paquetá, Bonaventura, Donnarumma, Romagnoli, Çalhanoğlu scritto male, Leao, Bennacer, a altri Calabria, Teo Hernandez. Il Milan in un piazzamento europeo è logicamente da vedere. C'è anche Suso, ovviamente commento più che ironico. Poi io rispondo: è così difficile per voi scrivere bene Çalhanoğlu? Perché mi fa intoppare a me la cosa che non riescono a scrivere bene il nome del giocatore, però vabbè. A parte questo, ti ripeto quello che ripeto a tutti: nessuno si immaginava che l'Atalanta nella stagione 2016-2017 potesse arrivare quarta, però ci arrivò comunque. Questo mi risponde: hai ragione. E sotto c'è l'utente che citerò, che è Stefano03, quindi 03 presumo sia l'anno di nascita, quindi ha 16 anni o 15, che mi dice: cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non è che allora ci arriverà sempre, e non giustifica la tua fantasia nel mettere il Milan ottavo. Ok, chiariamo questa cosa del Milan ottavo, ok? Perché io vedo un botto dei tifosi milanisti che si sono risentiti come se effettivamente il Milan arriverà ottavo. Allora, io spero che la maggior parte dei tifosi milanisti abbia capito qual è lo scopo del video, ok? Lo scopo del video del pronostico della classifica della Serie A. Il pronostico viene fatto ad agosto, generalmente inizio agosto, quando il calciomercato non è ancora concluso, quando il campionato non è ancora iniziato e quando si sta
praticamente a metà sulla tre quarti della creazione di una squadra, ok? Partiamo da questo presupposto. Io non ho nulla contro il Milan, non me ne frega un cazzo del Milan, mi è totalmente indifferente come squadra. Però mi sono sentito di mettere il Milan ottavo per delle sensazioni, ok? Non c'è un motivo logico per cui ho messo il Milan ottavo, perché non posso fare nessun ragionamento che sia logico ad agosto a calciomercato ancora non concluso, ok? Nessuno potrà fare un ragionamento logico su un pronostico per la classifica finale della Serie A, poi soprattutto. La cosa bella è che mentre sto registrando è arrivato un altro commento che mi dice ah ma fai ridere, il Cagliari a Massimo, e poi non me lo fa vedere. Comunque il pronostico è fatto per cazzeggiare. Questo stesso utente, questo Stefano, anche sotto un altro commento di un'altra persona mi ha scritto ah non ridere, ridiamo poi a maggio quando la classifica sarà fatta, il campionato sarà finito o cose del genere. Stefano, e parlo per Stefano e parlo per tutti, se azzeccherò il Milan ottavo, vai tranquillo che non andò in giro a dire che sono Nostradamus perché nel pronostico ho azzeccato la posizione del Milan. No, perché io quella classifica l'ho fatta a sensazioni, e le sensazioni non vanno di pari passo con la realtà, ok? E stessa cosa, se le sbaglierò, e magari le sbaglierò tutte e 20, amen, amen, ok? Il pronostico è come una schedina, ok? C'è l'intento magari di volerle indovinare tutte, ma non per forza le indovini tutte, perché puoi andare a logica, ma con la schedina la logica è diversa, nel senso la schedina la fai, tranne per quanto riguarda le prime 2 giornate, diciamo, a vuoto, perché tutte le squadre non le hai viste giocare, ok? E ti affidi alle sensazioni. La stessa cosa l'ho fatta io, quindi perché minacciarmi, diciamo, di dire a maggio poi vediamo, ma lo so che le avrò cannate la maggior parte. Se mi dice bene 19 su 20 le ho cannate, ma a me non mi interessa, perché quello è un video fatto per fare, mettetevelo in testa sta cosa. E vado a sensazioni. Io non riesco a capire poi perché vi incazzate così tanto con un video del genere. Comunque andiamo avanti con i commenti, tanto la maggior parte sarà per quanto concerne il Milan. Questo utente mi scrive: non riesco a vedere il Milan per un piazzamento europeo, cheat, è la stessa rosa migliorata che è arrivata quinta a -1 dal quarto posto, solo senza Cutrone e i panchinari fissi. Ho capito che tifi Cagliari, ma sii più onesto. Allora, sta cosa che tifo Cagliari a quanto pare non è andata a genio a molti. È arrivata quinta a -1 dal quarto posto? Ok, ma la stagione è finita. E non è detto che la stagione scorsa, cioè non è detto che il Milan faccia una stagione uguale o superiore alla stagione scorsa. Partiamo da questo presupposto. Secondo punto, non c'entra il fatto che il Milan è più forte del Cagliari, ok? Perché una squadra può essere più forte di un'altra, ma deve avere costanza nelle prestazioni e nei risultati. Perché magari questa squadra, che può essere il Milan, come può essere l'Inter, come può essere la Juve, come può essere il Bologna o la Spal o il Cagliari, mettiamoci dentro pure il Cagliari, qualsiasi squadra magari può dominare una o più partite per 90 minuti, però poi al 90esimo prendono un contropiede e perdono 1-0. Sono più forti, però non hanno saputo vincere, ok? E questo conta tanto nell'arco di 38 partite. Perché non lo capite? È lampante la cosa. Però andiamo avanti, perché a me mi piace proprio rispondere a questi commenti per fargli capire, spero che capiranno, che certe cose è meglio che non le scrivono. Però andiamo avanti. Questo purtroppo lo devo censurare. Questo mi ha scritto: ma sei un bambino, nome di una malattia. Metti la squadra del cuore in cima alla classifica, poi alla fine dell'anno piangi.
mi viene da ridere. Io di pronta risposta gli ho scritto: da quando il sesto posto equivale alla cima della classifica? E soprattutto, perché dovrei piangere alla fine dell'anno? Cioè, effettivamente, il sesto posto, da quando è la cima della classifica? Perché la cima da classifica per me sono i prime tre. Anzi, considerando che pure la quarta va in Champions, mettiamoci le prime quattro. Ok? Quello per me è la cima della classifica. Il sesto posto è una posizione, diciamo, di vertice, ok? Una posizione alta, ma non in cima alla classifica. E secondo, poi, anche fosse il Cagliari non arrivasse sesto, ok? Perché dovrei piangere alla fine dell'anno? Vabbè, andiamo avanti. Un altro che mi scrive: si vede che tifi Cagliari. E io giustamente, e meno male. Che cazzo te devo dire? Meno male. Passiamo a quella successiva. Questo mi ha fatto sentire male, perché mi scrive, a parte che non si capisce un cazzo, perché scrive: ma di cosa sa fare le classifiche a caso? Io gli ho scritto: perdonami, ma non ho capito una minchia. Boia de, sei il meglio pezzo. O pazzo, ma penso sia una quella pezzo. Grazie, cioè, non lo so, non ho capito. Però va bene. Continuiamo ad andare avanti. Sarà bello lungo sto video. Quest'altro mi scrive: bello il Cagliari sesto prima della Lazio, Milan, Toro, Samp e Fiorentina, scusate. Bravo, classifica schifosa. Classifica schifosa perché? Io è questo che non riesco a capire. Classifica schifosa perché? Puoi dirmi: guarda, non sono d'accordo con te. E io lì, per carità, ci sta, ognuno ha la propria opinione, anche se c'è poco da averci opinioni su un pronostico. Ognuno, diciamo, può avere la sua sensazione, rispettabilissima, per carità. Però faccio lo stesso discorso, ripeterò molte cose in questo video, faccio lo stesso discorso di prima. Se Lazio, Milan, Toro, Samp e Fiorentina magari giocano meglio delle squadre che incontrano, ma al 90esimo perdono la partita perché subiscono un gol in contropiede dopo 90 minuti di partita dominata, non c'entra un cazzo se sei più forte, perché le partite le vinci se tu fai gol, e se non li fai non vinci. E se magari queste squadre non fanno gol e perdono, il Cagliari fa gol e vince, il Cagliari sale in classifica, va più alto di queste squadre in classifica, e quindi avrà un piazzamento migliore. È così difficile da capire? Vi devo far disegnino? No, spero di no. Andiamo avanti. Questo scrive: tu tifi il Cagliari, ovvio che lo metti in Europa, ma poi il Milan ottavo, stai scherzando, spero. Tra l'altro l'utente che ha commentato ha anche un cognome sardo, quindi presumo che sia pure sardo milanista. Per carità, ognuno gli fa la squadra che vuole. Però non riesco a capire: tu tifi il Cagliari, ovvio che lo metti in Europa. Perché è ovvio? Cioè, solo perché io tifo Cagliari? Ragazzi, non c'ho 11 anni, non c'ho 11 anni che la mia squadra del cuore la metto in Europa perché è la mia squadra del cuore. No, scusate se sto un po' con l'occhio così, però c'ho il ventilatore addosso. Non ho 11 anni che, dato che tifo la mia squadra, che è il Cagliari, io la metto in Europa perché è la mia squadra del cuore. Questi ragionamenti li fanno i bambini, e se tu sei arrivato ad avere un ragionamento del genere, di conseguenza mi dai l'idea, oppure sei un bambino. Io ho messo la mia squadra del cuore perché presumibilmente le carte in tavola per andarci, ho messo la mia squadra del cuore in Europa, scusa, perché le carte in tavola presumibilmente, secondo me, secondo la mia sensazione ed opinione, ha le carte in regola per poterci andare. Ma non è detto che finisca così, non è detto. Regà, il Cagliari può arrivare anche 15esimo, per quanto ne so io, può arrivare anche 20esimo e retrocede. Però andando a mie sensazioni, a mie speranze e a mie idee, il Cagliari le carte in tavola per arrivare in Europa ce le ha, e ho voluto mettere nel pronostico il Cagliari sesto.
Perché vi fate roder culo per sta stronzata? Ci stanno altri motivi ben più grandi per farselo del culo. Perché mi dovete venire a romper cazzo a me che poi sprecate il tempo sia voi che io? Boh. Ma andiamo avanti. Poi dici di non insultare, ma mi hai messo il Cagliari sopra il Milan che non ha le coppe. Poi manco preliminari. Mi hai messo, perché io ti ho messo a te il Cagliari sopra il Milan. L'ho messo a tutti il Cagliari sopra il Milan, non solo a te. Comunque, che cazzo c'entra che il Milan non ha le coppe? Nemmeno il Cagliari ha le coppe, quindi seguendo questo ragionamento il Cagliari potrebbe andare in Europa, così come ci può andare il Milan. Però va bene. Poi manco preliminari. Ma che cazzo dici? Molta gente non ha capito che in Europa League con il campionato ci vanno due squadre, quinta classificata che ci va diretta e sesta classificata che andrà a fare i preliminari di Europa League. La terza squadra che va in Europa League esce fuori dalla Coppa Italia. Se la vincente della Coppa Italia non ha già un piazzamento in Europa con il campionato, quindi non si trova tra le prime 6, quella squadra andrà diretta in Europa League. Invece se la vincente della Coppa Italia si trova tra le prime 6 posizioni, aumenterà il posto in Europa League, nel senso anche la settima in classifica andrà in Europa League, e se non mi sbaglio la settima in classifica andrà ai preliminari e la quinta e la sesta dirette, ok? Informatevi prima, almeno informatevi, ok? Non voglio passare per arrogante, però me ce fanno passare. Ma andiamo avanti, non me ne frega un cazzo poi di passare per arrogante, perché a me queste cose mi fanno ridere. Quest'altro mi scrive: ma quante canne di fumi per mettere il Milan ottavo? Si è solo che rinforzato rispetto all'anno scorso, sei un incomoetente. Io ovviamente, dato che queste cose poi le ho già dette anche nel video, vi ho scritto: sono davvero incomoetente, hai ragione, perché giusto sull'errore grammaticale posso controbattere, e soprattutto magari c'hai così tanti soldi da bombardarmi di canne. Andiamo avanti. Poi lui mi ha risposto con un papiro, mi ha scritto: invece di evidenziare l'errore grammaticale, manca l'apostrofo, cerca di imparare a ricevere i commenti negativi e a dare qualche spiegazione valida per cui hai messo il Milan ottavo. Tra l'altro la punteggiatura non si sa cosa sia. Poi imparare a ricevere i commenti negativi. Io so ricevere i commenti negativi, è i commenti senza senso che non sopporto, tipo questo, perché se avessero delle fondamenta, delle cose su cui davvero poter discutere e controbattere, io ne sarei più che lieto. Però questi non so commenti negativi, so cazzate, so stupidaggini. Andiamo avanti però a leggere, perché nel video non ci sono spiegazioni tecniche. E grazie al cazzo, è agosto, è il 5 di agosto, il calciomercato non è finito. Che spiegazioni tecniche ti devo dare? Però vabbè, ma solo cosa ti senti te? Ma l'ho anche detto che l'ho fatto a sensazioni. L'ho detto proprio all'inizio del video. Quindi perché? L'ho detto, vado a sensazioni. Se ti dà fastidio che non ti do spiegazioni tecniche, chiudi il video. Semplice, no? E per fare del Cagliari una squadra con la C da Europa League bisogna rinforzarla anno per anno, non solo l'ultimo anno, e sperare che ci arrivi, perché da meno di media classifica a sesta c'è una bella differenza. Ripeto, non è semplicemente la forza di una squadra che ne comporta il posizionamento, è anche la costanza nei risultati. La costanza nei risultati e la forza di una squadra non vanno sempre di pari passo, ok? E ancora tantissimo K da pareggiare, e non pareggerete mai. Questa è un'opinione tua, vedremo. Con Milan Lazio cerca di essere un po' più realista. Dopo averti detto che fare un video
al 5 di agosto sul pronostico della classifica è impossibile, perché è impossibile dare tutte posizioni valide, ok? Dopo averti fatto notare e averti fatto capire che non sempre le squadre che giocano meglio e le squadre che sono più forti si posizionano più in alto in classifica, dopo averti fatto capire che la cosa è soggettiva, cambia da persona a persona, penso che non ci sia bisogno di dirti che in questo caso il realismo non c'entra una beneamata minchia. Io poi sotto gli ho risposto dicendogli: evidenzio l'errore grammaticale perché posso controbattere solo su quello, dato che l'ho spiegato anche nell'intro che è inutile controbattere a queste affermazioni. Non so quale parte dell'andare a sensazioni non capisci. Se cerchi qualcuno che ha il calciomercato ancora aperto e che al 5 di agosto ti possa fare una classifica veritiera, non la troverai, per il semplice fatto che la palla è rotonda e può succedere di tutto. Non pensare di aver ragione quando l'ho detto anch'io nel video che è stato fatto a sensazioni. Poi quest'altro devo andare veloce perché durerà un botto. Il Cagliari in Europa mi fai ridere. Io ho scritto anche il tuo commento fa ridere. Può essere, ma il Milan e il Lazio sono molto superiori al Cagliari. Ripeto, l'essere più forti non significa che arriveranno per forza più in alto in classifica, ok? Andiamo avanti. Ok, va bene di il Cagliari, però non puoi metterlo davanti alla Lazio, al Milan e al Torino che l'anno scorso sono arrivati ottavo, settimo e quinto. Perché? C'è una legge che lo vieta? Non mi pare. Posso avere la sensazione che il Cagliari arriva sopra a queste squadre? Sì. Quindi fatti i cazzi tua, se non ti sta bene cambia video. Poi quante ne manca? Ne mancano ancora un botto, regà. Ne mancano ancora un botto. Questo mi scrive: Matt, sei fatto il Milan sotto il Cagliari. Io gli ho risposto con una faccina. E sempre sotto, eccolo. Stefano, il commento che vi dicevo prima: vedrai che a fine anno ci avrai poco da sghignazzare. Perché? Cioè, pensi che se le indovino e me la tiro? Ma assolutamente no, è stato culo. Avevo delle buone sensazioni, ma non è che me la vado a sentire calla e comincio a fare il galletto perché ho indovinato questo, ho indovinato quell'altro. Non è che se le indovino so forte. Né come, cioè, nello stesso caso, non è che se le indovino sono forte, ma idem, se le sbaglio non vuol dire che non capisco un cazzo, perché è un pronostico, ok? Andiamo avanti. Cazzo, poi questo non l'ho capito. Cazzo metti Sassuolo 15esimo, ritardato che non sei altro, c'è Bologna e Parma sopra, non capisci un cazzo di calcio, ah 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 ah. Io a questo commento non potevo che rispondergli dicendo: sei proprio sicuro che tra noi due sia io il ritardato? Perché te è spontanea come domanda. Scusate, devo abbeverarmi un attimo. Prossimo commento che mi scrive: ok, ho capito che tifi il Cagliari, ma non è possibile che sia più forte del Milan e della Lazio. Secondo me arriva al nono decimo. Like chi la pensa come me. Tra l'altro io ho messo pure io, perché io metto like e il cuoricino a tutti quelli che commentano, a prescindere da positivo o negativo. E io ho messo appunto pure il cuoricino. Ripeto, non è la squadra più forte che necessariamente arriva più sopra delle altre, ok? Ci arriva più sopra delle altre la squadra che vince di più, ok? L'anno scorso la Spalla è arrivata sopra la Fiorentina, ma comunque a livelli di singoli la Fiorentina era superiore alla Spalla. Quindi poi vabbè, questo che mi scrive: ma che cazzo di classifica è il Milan ottavo e il Cagliari sesto? Non si vede che l'hai fatta da tifoso. Cazzo te devo dire? C'hai qualche... che problema c'hai? Che problema c'avete con sta cosa? Ragazzi, al mondo non esistono persone che hanno soltanto la vostra opinione, ok? Andate a... cioè dovete saperci convivere con sta cosa. Però ripeto, questo scaturirà poi un altro video che vedrete in seguito. Poi questo mi scrive: che video di merda. A me quando fanno così mi fanno venire da ridere,
perché cioè si vede proprio che non posso dirlo, non posso dirlo. Andiamo avanti. Penultimo commento. Sì, il Cagliari è più forte del Milan, ma vaffanculo. Ma chi l'ha mai detto che il Cagliari è più forte del Milan? Voglio che tu vai sul video a rivedere il video e mi vai a dire in quale minuto, in quale secondo io ho detto che il Cagliari è più forte del Milan. Voglio che mi trovi il minuto e il secondo. T'aspetto. E arriviamo all'ultimo. Poi la spiegazione del Milan non ha un cazzo di senso. Perché non lo vedi? Perché la rosa non è forte. Ma che cosa dici? Perché tu pensi che il tuo attacco e i tuoi difensori, scusate, del Cagliari sono più forti del Milan. Ma anche tu, amico caro, vai a rivederti il video e dimmi in quale minuto e in quale secondo ho detto che il Cagliari è più forte del Milan. Dimmelo. Ho messo il Cagliari sopra il Milan perché avevo questa sensazione. Posso avere una sensazione che è diversa dalla vostra? Sì, ok? Posso e devo averla. Ragazzi, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto e spero che vi abbia divertito. Purtroppo esistono questi commenti che tra l'altro a me mi fa comodo perché ci faccio pure i video sopra. E a me da una parte non mi toccano minimamente, perché è impossibile essere toccati da commenti del genere, nemmeno da insulti, anche se non ce ne sono stati. Però mi fa capire tante cose, mi fa capire veramente tante cose. Ripeto, spero che il video vi sia piaciuto e niente, noi ci becchiamo in un prossimo video.